Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, un avviso che riguarda soprattutto la giornata di domani, ma guardiamo la situazione dal satellite che mostra l'azione di un ciclone situato proprio sulla Francia che porterà alla risalita di vapore condensato per l'azione di un ciclone tropicale, come si vede nell'area in giallo sul deserto del Sahara, in questo caso che porta delle precipitazioni anormali sul deserto del Sahara occidentale, oltre il 500% delle normali precipitazioni mensili in quest'area addirittura, e sulla parte bassa dell'Europa occidentale questa ondata tropicale aiuterà la traiettoria di masse d'aria più calde e significative a raggiungere il Mediterraneo settentrionale e porterà delle condizioni avverse. Questa grande quantità di vapore acqueo in risalita da sud-ovest consentirà il rischio di importanti eventi estremi. L'incipit del peggioramento sarà soprattutto proprio nel corso dei prossimi giorni. Notiamo già come l'evoluzione per quanto riguarda le precipitazioni evolverà nel corso della giornata di domenica. Notiamo appunto l'estensione delle piogge a partire dal sud-ovest, che innescheranno le prime precipitazioni durante il pomeriggio sull'Alto Tirreno, sulla Liguria, con precipitazioni che diverranno sempre più intense fin sul resto delle regioni settentrionali nel corso del pomeriggio, a partire dalla Lombardia, a rischio anche Milano, soprattutto il comparto centro-orientale, e poi tutto quanto il nord-est qui sarà estremamente a rischio di precipitazioni intense, anche oltre 100 mm di pioggia, clou delle piogge con delle precipitazioni che raggiungeranno insomma dei picchi estremamente importanti anche sulla Toscana interna, la Romagna e l'Alto Lazio, perché proprio nel corso della nottata di lunedì il fronte scivolerà verso le regioni meridionali, coinvolgendo anche Roma e Napoli e coinvolgendo quindi soprattutto le coste. Le precipitazioni abbandoneranno rapidamente il nord, poi anche il centro, l'Abruzzo, la Campania e la Calabria, che potrebbero vedere cumulate totali alla fine della giornata anche fino a 80 mm di pioggia, fenomeni a tratti possibili anche sulla Sicilia, come abbiamo visto, con attenuazione dei fenomeni entro il tardo pomeriggio e serata di lunedì, con perturbazioni in allontanamento verso i Balcani. Infatti si vede dalla nostra grafica come la giornata di domenica garantirà la risalita di questo vapore acqueo in contrasto con le correnti più fresche in azione con il ciclone verso la Gran Bretagna, che porterà alla risalita di queste masse d'aria di vapore acqueo condensato che favoriranno quindi le azioni di temporali anche intensi, soprattutto come abbiamo visto sulla Liguria, sulla Toscana, sull'Alto Piemonte, sulla Lombardia, sul Friuli Venezia Giulia e sul Veneto, con cumulate anche fino a 100 mm di pioggia. A questo fronte abbiamo visto poi come andrà a spostarsi gradualmente verso le regioni del centro nel corso della serata e nottata di lunedì, garantendo quindi la discesa dei fenomeni verso le regioni meridionali. E quindi la giornata vedrà dapprima un tempo in prevalenza stabile al centro e al sud, con prevalenza insomma di cielo poco o parzialmente nuvoloso per delle vellature già in aumento, ma nel corso del pomeriggio e della serata il peggioramento riguarderà soprattutto la Toscana, con rovesci temporali anche forti in estensione la sera e la notte verso tutto il Lazio, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Anche a sud avremo nubi in aumento, anche soprattutto sulla Sardegna, con rovesci temporali forti soprattutto su quella settentrionale tra il pomeriggio e la sera, non esclusa anche a Cagliari sulla punta sud della isola. Nel corso della nottata peggiorerà anche sulla Sicilia e sulla Campania, con forti temporali e nubifragi soprattutto sulla Sicilia centro-occidentale. La giornata di lunedì abbiamo visto come al mattino avremo ultimi temporali forti anche sul Friuli in esaurimento, con maggiori aperture altrove. Nel pomeriggio sarà possibile comunque qualche isolato fenomeno tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna, comunque isolati al centro. Variabilità al mattino con qualche temporale residuo tra la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo, ma avremo invece più sole altrove. Possibilità nel pomeriggio per qualche locale breve piovasco a carattere isolato sull'Appennino. Al sud invece maltempo, con forti rovesci e temporali in rapida estensione dal Molise, Campania e Sicilia verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Comunque assisteremo anche qui a un miglioramento dal pomeriggio e in serata, con tempo in prevalenza più stabile. Temperature ovviamente in forte calo, soprattutto nella giornata di lunedì, per via dell'arrivo delle correnti molto più fresche dai quadranti nord-occidentali, che favoriranno quindi temperature anche sotto i 27 gradi sulle regioni settentrionali, ancora picchi di 31 gradi possibili sulle regioni meridionali, con associato calo termico invece nella giornata di martedì, quando le temperature
temperature torneranno in media dappertutto, se non con qualche punta di 32 gradi, soprattutto sulla Sicilia. Altrove invece valori tra i 26 e 28 gradi, se non localmente meno sulle regioni del nord. E martedì quindi sarà una giornata in prevalenza stabile, se non con qualche nota instabile sull'estremo sud, lungo la Puglia e il versante ionico sulla Calabria, con qualche locale rovescio, ma nella giornata di mercoledì potremo assistere a un forte peggioramento. Dopo una mattinata stabile e soleggiata assisteremo all'arrivo di aria molto più fredda, confermata dopo aver visto nei scorsi video la tendenza attorno al 10 del mese per l'arrivo dell'aria fredda polare. È confermata quindi l'arrivo di quest'aria molto fredda che provocherà una forte instabilità nella giornata di giovedì, e quindi questa perturbazione già nella serata di mercoledì porterà dei forti temporali lungo l'arco alpino prealpino, un fronte atlantico che si svilupperà tra la Francia e la Germania e scivolerà poi direttamente verso il nord Italia, portando quindi questi primi accenni di instabilità nella serata di mercoledì. Fronte che si pronuncia importante per via di una depressione situata sulla Scandinavia che appunto esercita una forte ondata di freddo, dati anche due anticicloni, soprattutto quello in alto Atlantico, che andrà a influenzare direttamente questa discesa della saccatura verso l'Italia. Un secondo peggioramento viene visto molto più intenso appunto nella giornata di giovedì, e da questa grafica notiamo che come tra giovedì e venerdì assisteremo a un flusso d'aria molto fredda da portare temperature molto sotto la media sulle regioni italiane, tant'è che potrebbe addirittura arrivare la prima neve sopra i 2000 metri sulle zone alpine e dolomitiche. Si assisterebbe infatti nel corso della giornata di giovedì e di venerdì a un crollo termico di oltre 10 gradi sulle regioni del nord, anche in pianura. Pensate che le massime in pianura nella giornata di venerdì non supereranno sulle regioni del nord i 19 gradi, tant'è che finiremo anche sotto i 19 gradi nei valori massimi, e minime addirittura fino a 12 gradi. Insomma, termiche da pieno autunno. Insomma, si tratterebbe della prima vera irruzione delle caratteristiche fredde in arrivo sul nord Italia, così come poi influenzerà anche le regioni del centro e del sud nel corso del weekend, e questa depressione provocherà, come si nota da questa grafica, un deciso crollo delle temperature entro la giornata di venerdì. Infatti si nota come finiremo quasi dappertutto, se non sull'estremo sud, dove rimarrà in media col periodo. Tutto il resto della penisola finirà sotto la media anche di 10 gradi rispetto al periodo. Quel meno 10 non significa ovviamente temperature sotto lo zero di 10 gradi, ma sta a significare che rispetto al periodo che viviamo in questo momento, quando dovremo avere temperature tra i 25 e i 26 gradi di massima, avremo invece tra i 15 e i 18 gradi durante il giorno. Quindi questa sta a significare l'anomalia di temperatura. Crollerà l'estate in modo definitivo ovviamente, e l'autunno si mostrerà fin da subito cattivo dopo aver vissuto quindi una forte ondata di caldo estivo che abbiamo trascorso nel corso di questi lunghi mesi. Seguiteci sempre.